sala infatti oggi appartiene con l'amministrazione comunale, così come tutta questa parte dove siamo entrati, che è appunto di proprietà dell'amministrazione, che sta curando alcuni restauri. Nel 1796 l'unica data che abbiamo in cui probabilmente viene realizzato e terminato questa opera appunto architettonica. L'entrata era di là, e dietro abbiamo la corte interna del castello che oggi, vi dicevo, è privata, quindi non visitabile. Si accedeva, abbiamo in questo piccolo spazio questo teatro che è tra l'altro tra i più piccoli esistenti in Italia, anzi il più piccolo di questa tipologia, ovvero un teatro privato costruito dalla famiglia dei Conti per la propria famiglia all'interno di un castello. Quindi se anche avete visto a San Vito il tagliamento Teatro Arrigoni, ecco lì quello è stato costruito con una funzione pubblica, qui invece è una funzione privata. Tiene un massimo di 50-55 persone, vedete già voi state abbastanza stretti. Si può accedere anche ai palchi sopra, che sono originali della fine del 1700, quando appunto qui si svolgono piccoli spettacoli, concerti o riti civili, perché vi dicevo ci si può anche sposare qui, la gente viene fatta accomodare anche sopra. Durante le visite invece no, non facciamo mai salire, quindi se non mi chiedete di salire perché non vi faccio salire. Comunque abbiamo appunto questi palchi, invece le panche dove siete seduti e il palco, questi sono stati rifatti adesso dall'amministrazione. Il palco, così come tutte le scenografie, il sipario, sono andati venduti durante il Novecento dagli stessi Conti, e durante le guerre c'era bisogno di liquidi, quindi si vendeva da antiquari che acquistano delle cose. Quindi oggi è stato appunto ricostruito anche il palco.